Ben ritrovati sulla Mano TV, oggi mi trovo a Sassari, siamo in trasferta, mi trovo con Maurizio Merluzzo che abbiamo già conosciuto qualche settimana fa con un'intervista bellissima tramite Zoom e oggi finalmente siamo qui di persona. Siamo qui perché oggi si svolge la seconda data sarda del tuo tour e se facessi un tour, come sta andando per adesso? Sta andando molto bene, sono molto contento. Sono arrivato in Sardegna proprio ieri mattina. Da lì direttamente la data a Cagliari, stamattina viaggio verso la Sardegna, verso Sassari. Mi sono svegliato 20 minuti fa, poco prima di venire qui, perdonatemi perché io faccio delle lunghe pennichelle nel pomeriggio per poter andare poi a mille sul palco la sera. Oggi quindi siamo venuti verso Sassari, tra l'altro il mio accompagnatore che è Claudio, il mio montatore di Sassari, quindi mi ha fatto anche da cicerone oggi. Abbiamo avuto un ottimo pranzo, voi sapete che a me piace mangiare, l'ho detto più volte, anzi grazie del guttiao che mi avete portato, ce l'ho ancora qui che lo sto masticando e non vedo l'ora di stasera perché io prima venivo molto più spesso quando c'erano i comics e altre cose, e invece ormai erano diversi anni che mancavo dalla Sardegna e sono stato molto contento di tornare, anche perché ci abbiamo provato l'anno scorso con la tournée ma non siamo riusciti, mentre quest'anno siamo riusciti a trovare 2 date e questo mi rende molto felice. E questo è ottimo. E ti aspetteremo ovviamente anche alla Maddalena, questo è assolutamente sacrosanto, aspettiamo Maurizio anche alla Maddalena. Ci siamo lasciati nell'ultima intervista con una domanda al quale tu non mi hai voluto rispondere giustamente, ma oggi finalmente quella risposta c'è. Io la so già, ma la voglio sentire da te. Qual è? Ricordami la domanda. La domanda era un personaggio che ti piacerebbe molto doppiare e ieri è uscita una grande notizia. È uscita una notizia che appunto... tra l'altro credo che quando me l'hai chiesto nell'intervista lo stessi già doppiando, ma non potevo ovviamente dire niente. Sono la voce di Kenshiro nella nuova serie che uscirà l'11 aprile su Prime Video e ora posso dirlo finalmente, mi levo questo peso perché in realtà io ce l'avevo lì che volevo dirlo a tutti, poi d'amblè all'improvviso senza avvisare è uscito il trailer e quindi ho detto vabbè ho la libertà di farlo, la possibilità di farlo e sono molto contento anche perché non voglio fare spoiler, ma Kenshiro fa parte dello spettacolo, da prima, proprio dalla prima stesura, quella del 2024, quindi è sempre stata una parte di me. Cosa ti aspetti dalla data di oggi? Ma io ricordo con molto affetto il pubblico sardo, ieri Cagliari e oggi Sassari, proprio per le volte che sono venuto qui ai comics e mi sono sempre divertito tantissimo tra il presentare le gare cosplay o comunque stare tra la gente, ridere e scherzare, quindi non vedo l'ora. Poi sai, io ho nella mia testa questa sorta di esperimento sociale perché ogni volta che vado in una città, tutta Italia, la gente ride in punti diversi dello show in base alle proprie... E quindi sono curioso di vedere stasera dove ci saranno dei picchi. Bene, Maurizio, io ti auguro in bocca al lupo per stasera, grazie mille per questa intervista. Grazie a te. E in bocca al lupo. Grazie mille. Ciao a tutti.